Un caloroso sole ha colto questa mattina grandi e piccini nel retro del refettorio scolastico dell'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino di Favara, in occasione della festa della primavera. Festa mirata ai più piccoli, i bambini della scuola dell'infanzia, che va ad inserirsi alla fine di vari progetti che hanno visto coinvolti tanti alunni di diverse classi, di diverso grado del Guarino. Con l'arrivo della primavera l'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino ha coinvolto tutti gli alunni, ognuno nel proprio ordine di scuola, con determinate attività che mettono in evidenza appunto la bella stagione. In occasione del FONFAI, Fondo Ambiente Italiano, la scuola secondaria di primo grado con la classe terza B è stata coinvolta per fare da ciceroni ai visitatori. È stata una bellissima esperienza che ha coinvolto anche i bambini della scuola primaria in qualità di visitatori. Oggi invece festeggiamo la primavera con i bambini della scuola dell'infanzia, i quali avranno l'occasione per conoscere i cibi di stagione e festeggeranno la primavera con il volo degli aquiloni. Una mattinata piena di divertimento, ma volta anche alla scoperta dei tratti tipici della primavera, che rendono così bella questa stagione. Simbolo della festa sono stati gli aquiloni, che hanno volato gioiosamente spinti dal vento primaverile. L'evento ha coinvolto anche i genitori che hanno partecipato portando dei dolci che sono stati condivisi tra i presenti. Oggi non sono mancati i dolci che hanno offerto gentilmente i nostri genitori, che collaborano sempre in maniera attiva, perché senza il loro aiuto la scuola dell'infanzia, come ogni altro ordine di scuola, non può andare avanti. È fondamentale il loro contributo e come vedete oggi è andato tutto meravigliosamente, dolce come dolce la primavera. Non sono stati da meno però i docenti, che oltre a proporre nei giorni scorsi attività in classe, hanno allietato la giornata con buona musica e prodotti tipici di stagione. Sicuramente la primavera è uno dei periodi più belli delle stagioni, si avvicina l'estate, ovviamente tra le varie attività che vengono espletate all'interno della nostra scuola, per quanto riguarda l'infanzia si tende a far conoscere ai bambini la rotazione dei cibi in concomitanza con le stagioni e quindi di conseguenza anche sulla primavera abbiamo lavorato su un'arte culinaria e su dei cibi ovviamente che girano attorno a questo periodo. Stiamo alletando questa festa dell'arrivo della primavera con tutti i bambini della scuola dell'infanzia del Gaetano Guarino, con la musica, canzoni, canzoncini per quanto riguarda sempre i bambini. L'organizzazione della festa ha visto inoltre partecipi i ragazzi del liceo Martin Luther King di Favara, coinvolti nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro, progetto che ha unito in collaborazione alunni, personale e vertici dei due istituti. In questa attività ci hanno collaborato moltissimo le ragazze del Martin Luther King e del liceo pedagogico e con un'attività di alternanza scuola-lavoro. Le ragazze ci hanno assistito durante tutte queste settimane, hanno collaborato nel preparare lavori e ci hanno aiutato adesso oggi a preparare tutti i bambini a fare questa festa finale. Una mattinata allegra insomma, riuscita grazie alla collaborazione che l'istituto diretto dalla dirigente scolastica Maria Todaro e dalla vicaria Anna Limblici e i genitori degli alunni hanno dimostrato ancora una volta di avere. C'è la partecipazione dei genitori, delle famiglie, tutti pronti a dare una mano, perché quando noi chiamiamo le persone, gli insegnanti, i genitori sul territorio, ci sono tutti, quindi un grande applauso veramente va innanzitutto ai genitori, ai nostri insegnanti che si sono prodigati tutti affinché questa festa riuscisse eccellentemente.